5 giorni dopo il mio arrivo a Berlino, mi presentai a Milord Maréchal, che dopo la morte di suo fratello chiamavano Kite. Semplice nei suoi modi, come era sempre stato, mi disse che mi rivedeva con piacere, domandandomi dapprima se ero a Berlino di passaggio o se pensavo di rimanervi qualche tempo. Conosceva in parte le mie vicissitudini, così gli dissi che mi sarei fermato volentieri se il re, dandomi qualche impiego conveniente ai miei piccoli talenti, avesse voluto trattenermi. Ma quando gli chiesi la sua protezione a questo proposito, mi rispose che prevenire il re sul mio conto mi avrebbe fatto più male che bene. A lui piaceva giudicare da solo, presumendo di conoscere gli uomini meglio di chiunque altro, e spesso succedeva che trovasse del merito là dove nessuno l'aveva immaginato, e viceversa. Mi consigliò di scrivergli e dirgli che aspiravo all'onore di parlargli. «Quando gli parlerete», mi disse Milò, «potrete dirgli con noncuranza che mi conoscete, e a quel punto credo che mi domanderà informazioni su di voi, e io so già che ciò che gli risponderò non vi nuocerà. Io, sconosciuto, scrivere a un re col quale non ho alcun rapporto, non ho la più pallida idea di come muovermi. Non desiderate parlargli? Ecco, questo è il rapporto. La vostra lettera deve contenere solo la dichiarazione del vostro desiderio. Ma mi risponderà: ma non dubitatene, risponde a tutti. Vi scriverà dove e a che ora vorrà ricevervi. Fatelo. Sua Maestà in questo momento è a Sanssouci. Sono curioso di vedere che tipo di colloquio avrete con questo monarca, il cui modo di comportarsi, vedete, dimostra che non teme certo di essere messo in soggezione». Non esitai un solo giorno. Gli scrissi in uno stile semplicissimo, per quanto molto rispettoso. Gli domandai quando e dove potessi presentarmi a Sua Maestà, e mi sono firmato veneziano, datando la lettera dall'albergo dove alloggiavo. 2 giorni dopo ricevetti una lettera scritta dalla mano di un segretario, ma firmata Federic. Mi scriveva che il re aveva ricevuto la mia lettera e che aveva dato ordine di farmi sapere che Sua Maestà si sarebbe trovata nel giardino di Sanssouci alle 4. Arrivo là alle 3, vestito di nero. Entro da una piccola porta nella corte del castello e non vedo nessuno, non una sentinella, non un portiere, un lacchè. Tutto è nel più totale silenzio. Salgo per una scaletta, apro una porta, mi trovo in una galleria di dipinti. L'uomo che faceva il guardiano si offre di servirmi, ma io lo ringrazio dicendogli che stavo aspettando il re, che mi aveva scritto che sarebbe stato nel giardino. «È al suo concertino», mi disse. «Suona il flauto come tutti i giorni, subito dopo pranzo. Vi ha detto l'ora?» «Sì, alle 4, forse l'ha dimenticato». «Il re non dimentica mai. Scenderà alle 4 e voi fareste bene ad aspettarlo nel giardino». Ci vado e poco dopo lo vedo arrivare, seguito dal suo lettore Cat e da una bella Cocker Spaniel. Appena mi vede mi si avvicina e, togliendosi il suo vecchio cappello con un'aria spavalda, chiamandomi per nome, mi chiede con un tono pietrificante che cosa voglio da lui. Sbalordito da questa accoglienza resto a bocca aperta, lo guardo e non rispondo. «E allora parlate? Non siete voi che mi avete scritto?» «Sì, sire, ma non ricordo più niente. Credevo che la maestà del re non mi avrebbe abbagliato. Non mi succederà un'altra volta. Milord Maréchal avrebbe dovuto avvisarmi. Ah, vi conosce? Facciamo una passeggiata. Di cosa volevate parlarmi? Che cosa dite di questo giardino?» Nello stesso momento in cui mi chiede di cosa voglio parlargli, mi ordina di parlargli del suo giardino. A chiunque altro avrei risposto che non mi intendo di giardini, ma con un re che mi supponeva conoscitore avrei avuto l'aria di smentirlo. Così, esponendomi al rischio di dargli un saggio del mio cattivo gusto, gli risposi che lo trovavo stupendo. «Ma», mi disse, «i giardini di Versailles sono molto più belli». «Oh, senza dubbio, sire, ma è solo una conseguenza dei giochi d'acqua». «È vero, ma se qui non ci sono le acque non è colpa mia.
Ho speso 300.000 scudi invano per farle arrivare. 300.000 scudi? Se vostra maestà li ha spesi tutti insieme, le acque dovrebbero esserci. Ah ah, vedo che siete un architetto idraulico. Avrei dovuto dirgli che si sbagliava? Avevo paura di scontentarlo. Ho abbassato la testa, come dire né sì né no. Ma il re non si preoccupò, grazie a Dio, di intrattenermi su questa scienza, di cui ignoravo completamente i principi. Senza fermarsi un attimo, mi domandò quali fossero le forze della Repubblica di Venezia su mare in tempo di guerra. 20 vascelli d'alto bordo, sire, e una grande quantità di galere. E le truppe di terra? 70.000 uomini, sire, tutti sudditi suoi, prendendo un solo uomo per villaggio. Ma non è vero! Volete farmi ridere raccontandomi queste favole? Siete certamente un finanziere. Ditemi, cosa pensate delle imposte? Era il primo incontro che avevo con un re. Facendo attenzione al suo stile, alle sue stoccate, ai suoi salti rapidi, mi pareva di essere chiamato a recitare una scena della commedia italiana all'improvvisa, dove si va a braccio, e se l'attore resta senza parole, il pubblico lo fischia. Così risposi a questo re orgoglioso, assumendo l'aspetto serio del finanziere e simulando che, certo, potevo parlargli della teoria delle imposte. È quello che voglio, perché la pratica non vi riguarda. Ci sono 3 tipi di imposte in rapporto ai loro effetti. Una è rovinosa, l'altra è necessaria, purtroppo, e la terza è sempre eccellente. Ah, questo mi piace, andate avanti. L'imposta rovinosa è quella reale, l'imposta necessaria è quella militare e l'imposta eccellente è quella popolare. Cosa vuole dire? Avevo bisogno di tirarla per le lunghe perché stavo inventando. L'imposta reale, sire, è quella che il monarca impone ai suoi sudditi solo per riempire le sue casse. Ed è sempre rovinosa, voi dite? È senza dubbio, sire, perché distrugge la circolazione del denaro, anima del commercio e sostegno dello Stato. Ma voi trovate che l'imposta militare sia necessaria? Sì, ma purtroppo, perché la guerra è senz'altro una sciagura. Sì, può essere. E l'imposta popolare? È sempre eccellente perché il re la prende dai suoi sudditi con una mano e la riversa con l'altra attraverso delle istituzioni molto utili e degli ordinamenti fatti per aumentare la loro felicità. Voi conoscete sicuramente Calsabigi. Certo che lo conosco, sire. 7 anni fa a Parigi abbiamo istituito la lotteria di Genova. E in quale delle 3 specie collocate questa imposta? Perché sicuramente sarete d'accordo con me che si tratta di una imposta. Sì, sire, è un'imposta della specie eccellente, quando il re ne destina il ricavato a finanziare qualche istituzione utile. Ma il re ci può perdere. Una volta su 10. È il risultato di un calcolo sicuro? Certo, sire, come tutti i calcoli politici. Sono spesso inesatti. Domando perdono a vostra maestà. Non lo sono mai quando Dio è neutro. Può darsi che io la pensi come voi riguardo al calcolo morale, ma non mi piace la vostra lotteria di Genova. La vedo come una furfanteria e non ne vorrei sapere anche se avessi la certezza fisica di non poter mai perderci. Vostra Maestà pensa in modo saggio, perché il popolo ignorante saprebbe giocarci soltanto sotto il trasporto di una speranza ingannevole. Dopo questo dialogo, che in fondo faceva solo onore allo spirito di quest'illustre monarca, fece un piccolo passo falso, ma non mi colse alla sprovvista. Entrò in un peristilio a doppio colonnato e si fermò davanti a me guardandomi dalla testa ai piedi e dai piedi alla testa. Poi, dopo aver pensato un momento, mi disse: «Siete un uomo molto bello. È possibile, sire, che dopo una lunga dissertazione tutta scientifica, Vostra Maestà possa vedere in me la minore delle qualità che brillano nei suoi granatieri?» Sorrise con dolcezza,
Poi mi disse che, dato che Lord Maréchal Kite mi conosceva, gli avrebbe parlato di me. Infine mi salutò togliendosi il cappello che non risparmiava mai di fronte a chiunque fosse, con la più grande generosità. 3 o 4 giorni dopo, Milord Maréchal mi diede la buona notizia che ero piaciuto al re e che Sua Maestà gli aveva detto che pensava di offrirmi qualche impiego. Curiosissimo di vedere in cosa mi avrebbe impiegato e dato che non avevo nessuna urgenza ad andarmene altrove, decisi di aspettare.